avuto una giunta sana, pure mi di sana, perché erano tutti gli stessi. Non aveva mica che sia più che l'altra, vivevamo veramente senza delusione, voilà, erano tutti gli stessi. I miei parenti facevano la vadina, mio babbo aveva un seccatoio, faceva seccare i castagni. Beh, un mercoledì la nostra distrazione era fare, andare a me castagna con i castagni, usare la domenica. E dopo faceva la vadina, ma non solo la vadina, cioè a puliscere. Allora davamo un corpo di mano a puliscere tutto, voilà. Si passava l'inverno. E poi dopo l'epoca di la live era la stessa. Cogliamo la live. I miei parenti avevano un fragno. A mia gioventù al paese era sana, non c'era mica gelosia, avevamo gli stessi occhi, avevamo poche mica, giocavamo con i cerci o cose così, non c'era mica. Erano bene, voilà, erano tutti gli stessi. Piuttosto pessimista, voilà, perché non sapevamo quando non andavamo. E poi i ziteti che ne avevamo, i nostri ziteti. Potevano lavorare, non la so mica. Voilà, voilà. E piuttosto si fa un nostro pensiero, che di possono lavorare, e trovano un lavoro in corso. Ma mi sto lì. L'evoluzione, credo che mi è evoluato troppo l'estero. Troppo l'estero. Prima erano anni, voilà. Ora c'è troppo di gelosia, siamo noi responsabili, mi va a dire, perché mi va a evoluare troppo l'estero, voilà. Credo che se tu continui a dire così, ci sarà più frustrati che corsa in corsa, voilà. Suitessi una strada dritta gioventù, voilà ciò che la dico, perché in questo momento è penibile, è dura, e voilà, peggio è dura, voilà.